Eccoci insieme cari telespettatori, parliamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo facciamo naturalmente con l'FNP CISL del Veneto e lo facciamo questa volta in relazione agli anziani, ai pensionati. Sono tanti soldi in gioco, 230 miliardi di euro teoricamente, sperando che poi possano arrivare tutti quanti. Il problema però è di diverso genere, ovvero che cosa verrà destinato a effettivo supporto della qualità della vita delle persone anziane, dei pensionati, di coloro che hanno delle difficoltà nel vivere quotidiano, cosa invece verrà destinato ad altro. E allora, per capire di cosa ci sarebbe realmente bisogno, se c'è una progettualità concreta, insomma per dare delle speranze se non altro, vediamo di parlarne insieme a Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP del Veneto. Ben arrivato qui con noi. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera ai telespettatori. Allora, caro segretario, vediamo un po' tutti questi bei soldini, sperando che, dando per certo che ce li diano, insomma, perché poi già adesso incominciano delle voci, dissensi, in Europa non è mai definito e chiaro tutto. Voi avete delle aspettative ben precise, tra l'altro. Beh, chiaramente noi abbiamo delle aspettative, però prima delle aspettative è bene rispondere a un pensiero che lei giustamente ha citato, e cioè arrivano tanti soldi, ma dobbiamo avere la consapevolezza che questi soldi bisognerà che questo Paese sappia adoperarli, prima cosa, altrimenti non arrivano. La mia considerazione principale, e lo dico in maniera molto chiara, è che spero, e per fortuna c'è il Presidente Draghi, perché se dovessi affidarmi alle discussioni che fanno i politici di turno saremmo messi ben male. E questo appunto per dire che parliamo di soldi che non sono nostri, che in parte saranno a debito, seppur di di basso interesse, ma saranno controllati e quindi noi dovremo presentare dei piani certi. Ora, questi piani sono stati scritti nel piano nazionale, sono 6 azioni, chiamiamole così, ma dobbiamo immaginare un'altra cosa, che la speranza vera deve essere quella che questi soldi vengano usati per investimenti futuri certi, proprio perché sono destinati ai giovani del futuro e proprio perché sono investimenti che dovranno rendere per essere poi ripagati come debito, come dicevo poc'anzi. La preoccupazione vera è che la politica, la nostra triste politica di questi mesi, si sta, sta giocando per un mero mercato elettorale piuttosto che per altri interessi, sta giocando sulle destinazioni di questi soldi. È un ragionamento grande, importante, ci vorrebbero giornate di discussioni con gli esperti, certamente non nel nostro tempo che ci è dato, ma ci tenevo a fare questa precisazione che diventi una riflessione per tutti noi, per i cittadini, per le persone normali. Questi soldi arriveranno, non sono scontati, non è scontato l'uso, dovremo stare molto attenti. L'altra cosa che voglio dire con estrema chiarezza, e anche qua lagnandomi della nostra politica come sempre, ma anche di altri, è che in una delle misure che vedremo dopo e che ci interessa particolarmente, che è quella della sanità, vediamo destinati a questa misura circa 18 miliardi e mezzo. Ora su questo io vorrei ricordare, fermandomi poi su questo nel giudizio, che fino a pochi mesi fa noi come sindacato abbiamo insistito molto perché fosse prelevato il MES dall'Europa. Cosa vuol dire prestito, questo?
era un prestito a bassissimo interesse di 32 miliardi e questi 32 miliardi fatalità rispondevano ai 32 miliardi circa che nei 10 anni precedenti i governi hanno tagliato sulla sanità. Di questo non ne parla più nessuno. Non ne parlano nemmeno le forze politiche che insistevano su questo. Io capisco la ragion di Stato, capisco gli accordi politici, sono contento che ci sia un governo che ci possa portare fuori dalla pandemia, per esempio, però non va dimenticato e i cittadini non possono dimenticare, i lavoratori non possono dimenticare che queste risorse avrebbero avuto un ben altro utilizzo, quei 18 miliardi e mezzo che sono tanti, ma ricordo che non sono tutti quelli che serviranno per la sanità. Esatto, quindi ci sono diversi capitoli, diverse diciamo, missioni per questo budget che riguardano anche diversi ambiti, quindi non tutti coinvolgono gli anziani, i pensionati. Quello della sanità è fondamentale, appunto bisogna vedere poi come verrà anche articolato per quanto riguarda questi quantitativi importanti. Quali sono gli altri capitoli? Possiamo vedere anche tra l'altro un grafico in modo da dare una panoramica generale. Chiediamo dalla regia se ci mettono in onda la slide. Quindi abbiamo la digitalizzazione, la transizione ecologica, lascio lei poi magari illustrare i vari capitoli. Sì, no, ma è evidente che mi viene da risponderle con una battuta e sorridendo, per fortuna che non sono tutte cose che riguardano gli anziani, ci mancherebbe altro. Qua stiamo parlando dello sviluppo del Paese dei prossimi 20 anni, quindi ci mancherebbe che riguardasse solo gli anziani. Come sempre e come ci conosce, lei sa benissimo che come rappresentazione dei pensionati la prima cosa che noi pensiamo è ai nostri giovani, perché sono il futuro anche dei nostri pensionati. Comunque a proposito di questo, infatti sono 6 azioni grossissime che sono poi in un piano di circa 300 e tante pagine spiegate e sono quello che dovrebbe essere l'ammodernamento del Paese, l'ammodernamento del lavoro, l'ammodernamento di uno Stato che è molto indietro dal punto di vista burocratico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista sociale. Ecco, queste missioni sono scritte e ognuna di queste ha una destinazione di parecchi miliardi, ripeto. Non spetta a noi dire se questi miliardi sono sufficienti, come dire, nelle varie destinazioni, però esprimo la preoccupazione che è della mia organizzazione sindacale, ma che è delle persone che rappresentiamo, che questi soldi, oltre che essere destinati in maniera corretta, siano utilizzati tutti e siano utilizzati in maniera corretta. Ripeto, deve essere un investimento sul futuro, non può essere una prebenda su molte cose che oggi anche giustamente dovremmo risolvere, ma che non sono il futuro. Voglio fare un esempio banale. Un imprenditore serio, come ce ne sono tanti, investe parte o totalmente il suo capitale in un prodotto, in una missione, immaginando e ricercando un ritorno al suo investimento. Ecco, questi soldi devono fare la stessa funzione, perché ricordo che il debito che produrrà per le future generazioni dovrà essere ripagato, e se lo faremo in maniera che renda sul lavoro, che renda sulla società, che renda sulla cultura, sul turismo, su tutte queste cose, certamente ripagheremo il debito, le future generazioni ovviamente, altrimenti rimarrà un debito. Questo è chiaro. Ecco, tra l'altro bisogna prima di tutto riparare i danni economici
che della crisi pandemica, e questo è un aspetto importante perché lo Stato si è notevolmente esposto economicamente in questo periodo. Sono cifre di non poco conto. E poi, come anche lei accennava, le debolezze strutturali del Paese, cioè la bassa occupazione, la crescita debole della produttività e naturalmente anche le infrastrutture che devono essere adeguate e la ricerca. Ma voi avete dato un'occhiata a queste 300 pagine per vedere se le enunciazioni, le progettualità possono essere interessanti, insomma, fattibili, reali? Allora, noi abbiamo Dal vostro punto di vista, letto, naturalmente. tentato di capire bene e anche di esprimere un giudizio. Ripeto, molte cose dovranno essere verificate nel tempo, perché per esempio le cito la prima missione: digitalizzare, innovare la competitività e la cultura. 49,2 miliardi. Esatto, come titolo vuol dire tutto e niente se non viene fatto, cioè digitalizzare questo paese vuol dire partire dalle cose più semplici, sapendo che abbiamo un terzo del paese che fa fatica a ricevere non solo internet, ma a ricevere a volte anche col telefonino. Quindi lavori immani che dovranno essere fatti da esperti con aziende italiane preparate, e soprattutto dovrà essere veloci, pur sapendo che si dovrà purtroppo operare un controllo su questo paese, perché sappiamo quanto gola fanno i finanziamenti, soprattutto pubblici. Noi abbiamo fatto poi un'altra verifica su queste cose, pur sapendo che sono le nostre necessità di pensionati, di anziani, ma anche qua con molta sincerità siamo disponibili a considerarle delle necessità che abbiamo, ma anche ad aspettare, se serve, la priorità, ovvero valutare le priorità di altre cose. Noi infatti immaginiamo che il lavoro che deve ripartire sia oggi una priorità, anzi sia la priorità. Sappiamo benissimo che se riparte il lavoro autopagherà anche le sofferenze che stiamo subendo, che stanno subendo i giovani, che sta subendo tutta quella gente, 1 milione di posti di lavoro calcolati che sono stati persi in questo anno e mezzo di pandemia. E sappiamo che solo investendo su questo cominceremo pian piano a riprendere. Ciò non toglie, e le faccio allora adesso alcuni esempi delle nostre analisi, che per esempio per quanto riguarda partire col digitalizzare, noi vorremmo che ci fosse all'interno di questa azione anche un riferimento alla nostra alfabetizzazione, come dire, digitale, perché per esempio le faccio un esempio semplice: l'INPS sta partendo con il cosiddetto SPID, il che vuol dire che gli anziani potranno entrare all'INPS per controllare la loro pensione, per scaricare il 730, per controllare il CUD e tutte queste cose con lo SPID. Le assicuro che io l'ho fatto, anzi voglio essere sincero, me lo sono fatto fare, mi sono fatto aiutare, ed è complicatissimo. Lei provi a immaginarsi degli anziani, anche più anziani di me, che non riescono a fare queste cose, sarebbero tagliati fuori da questo tipo di società. Quindi noi chiediamo che ci sia un qualcosa anche per noi. Infatti, ma anche la semplificazione, perché oltre ad alfabetizzazione digitale, che è un aspetto importante, se le cose non sono fatte in modo semplice, intuitivo, rapido, non diventano inaccessibili e complicate per tutti. Non è che sono fatte da persone laureate in ingegneria elettronica, ma non si devono rivolgere agli ingegneri, per cui è questo l'assurdo, se no altrimenti diventa peggio di prima. Allora a questo punto uno deve pagare un servizio perché questo servizio possa consentirgli di accedere a qualcosa che non è in grado di accedere, oppure un'associazione di volontariato che fa questo, ma diventa paradossale. Lei ha sintetizzato perfettamente, meglio di tanti sindacalisti, è proprio così. E quindi è il dubbio che abbiamo, ma lo citavo all'inizio: pensi alle comunità montane piuttosto che dei paesi isolati dove
di per sé non arriva il cosiddetto internet, il web e tutte queste cose. Sulla seconda missione, per esempio, mi guardo un po' quello così che avevo letto. Per quanto riguarda gli anziani, qui stiamo parlando di rivoluzione verde, transizione ecologica in tipo generale, però noi pensiamo per esempio che ci deve essere qualcosa di dedicato alla mobilità ciclistica, al trasporto pubblico locale. Sono problemi che, a prescindere dalla pandemia o da questo piano, per noi anziani, per gli anziani, sono un problema storico ormai, cioè mancano questo tipo di mobilità, i trasporti pubblici, crea un'autonomia limitata per chi ha problemi deambulatori e tutta questa cosa qua. Valorizzare il verde urbano vuol dire non solo ecologia, ma anche qua con una semplice risposta che può fare anche pateticamente sorridere. Ma i nostri anziani, se viene fuori il bel tempo, hanno bisogno di andarsi a sedere ai giardinetti del loro paese, del loro quartiere, non certamente star chiusi in casa e morire di inedia. E sono cose importanti che devono essere capite prima di tutto dal punto di vista culturale. Assolutamente E sì. abbiamo la missione di inclusione e coesione, e qui entriamo in quella materia che ho citato all'inizio, perché è la nostra, come dire, materia, la nostra competenza, ma è anche la nostra spada di Damocle che abbiamo nella testa come pensionati anziani. I servizi sociali, noi abbiamo vissuto la pandemia, l'abbiamo vissuta in una regione, come sempre abbiamo detto, dove la sanità ha risposto bene. Perché negarlo? Ma ciò non toglie che abbiamo visto tutti i limiti, per esempio della medicina territoriale. In regioni moderne come la Lombardia si sono accorti che la medicina territoriale non esiste addirittura, e abbiamo visto cosa è successo. Da noi abbiamo visto che ha delle falle, delle pecche notevoli, e prima che succeda un'altra pandemia è bene che questi interventi vengano fatti. Ecco perché ho ricitato il MES con la consapevolezza che ovviamente la politica, come diceva Machiavelli, è l'arte del possibile, ma volevo solo ricordare ai nostri politici tutti che c'era chi non lo voleva e c'è riuscito, e c'era chi lo voleva e fa finta di niente. E questi miliardi devono servire non solo per costruire un ospedale nuovo, devono servire appunto per la medicina di territorio, rafforzare i servizi sociali. C'è da rispondere a una nuova esigenza di housing, cioè di urbanità, di case, di posti dove gli anziani possano stare bene, possano stare meglio, specialmente se non sono invalidi. C'è la necessità che le nostre case di cura non siano prigioni e che siano, come dire, luoghi vivibili e accessibili. Per far questo ci vogliono risorse, progetti seri e fatti con persone competenti, e su questo noi abbiamo qualche dubbio. Ma il problema anche, lei diceva, l'accessibilità è anche legata al fatto che ci siano delle accessibilità economiche a queste strutture, perché se anche ci sono tanti bellissimi progetti e ci sono anche delle società straniere che stanno entrando in questo tipo di situazioni, se poi non economicamente sono inaccessibili o per pochi, il problema non si risolve. Tutto ricade nelle famiglie, in chi ha la famiglia che può prestare un aiuto, però non è neanche corretto questo. Ma su questo ha perfettamente ragione, sa benissimo che noi ne abbiamo parlato e ne parliamo da anni ormai, anche nella sua trasmissione. Ma voglio dire che questa dovrebbe essere uno degli interventi che diventano strutturali, cioè qua non stiamo parlando di un benefit a pioggia solo per cui do qualcosa come regione, no, devono essere progetti strutturali in cui si rendono accessibili i luoghi come luogo fisico di vita, di riposo, di salute e di cura. Ma ovviamente devono essere accessibili dal punto di vista economico. Come vede, io
Non sto nemmeno parlando delle pensioni ferme da anni nelle rivalutazioni e tutte queste cose, perché mi rendo perfettamente conto che oggi magari non è il momento giusto, ma magari lo sarà fra 15 giorni quando si parlerà di altro col governo. Però voglio dire, questi sono i progetti a lunga scadenza, gli investimenti che devono essere fatti e devono essere fatti con serietà, ma soprattutto con scrupolo e discernimento a cosa andremo incontro. Non devono essere fatti per domani, devono essere fatti per i prossimi 10, 15, certo, 20 anni. E la stessa cosa si può intendere in quella che è la salute vera, cioè, ripeto, per l'ennesima volta lo ripeto, la pandemia ci ha fatto vedere che una medicina che previene, che cura, che riduce i costi, che riduce il dolore, che riduce il male, funziona se funziona nel territorio, il territorio che previene, il territorio che conosce la sua cittadinanza. Tutte queste cose devono essere costruite, finanziate, ma poi si ripagherebbero da sole. Perché sappiamo bene cosa vuol dire tenere una persona in ospedale, quanto costa. Se la teniamo fuori, curata preventivamente, addirittura curata in casa, sappiamo che sarebbe possibile, sappiamo quanto si potrebbe risparmiare. Non so se è stato notato dai più, le dico un fuorisacco, sì, ma che ci serve per ragionare anche culturalmente di queste cose. Nei giorni scorsi, in vari giornali, ma in maniera anche molto contenuta, è apparso un dato che io giudico drammatico perché è un dato di dolore. Cioè si dice probabilmente l'INPS risparmierà circa 1 miliardo di euro sulle pensioni perché quelli che sono morti, più di 120.000 persone, sono quasi tutti anziani che bene o male avevano una pensione. Ecco, io dico, cosa vuol dire l'INPS risparmia 1 miliardo o quasi o giù di lì sulle pensioni? È perché se lo tiene in tasca e diventa un bel risparmio? Cioè, cosa vuol dire? Casomai speriamo che continui la moria degli anziani? O per esempio dal male potrebbe nascere un bene, che questo miliardo diventa una destinazione davvero per i pensionati che ne hanno bisogno? Sono domande, prima che politiche culturali, io vorrei che qualcuno rispondesse a queste robe. Assolutamente, no, al di là della battuta che sì, effettivamente è stata fatta, bisogna vedere cosa dietro appunto ci sia l'intento. Comunque è il problema di meno persone che lavorano perché hanno perso il posto di lavoro, anche persone in età lavorativa che hanno perso la vita. Tutto questo non contribuisce al pagamento delle pensioni, per cui alla fine abbiamo sempre un controbilanciamento, non abbiamo tanti soldi in disavanzo perché sono meno anche le persone che versano. Certo. Tra l'altro sì, lo vedremo appunto quando dicevo all'inizio la prima cosa che deve ripartire è il lavoro. Stavo pensando alla persona in sé che deve avere la dignità del lavoro, ma se posso anche qua esprimere una battuta, se qualcuno potrebbe dire anche egoistica, ma parto dal presupposto che per pagare le pensioni ci vogliono i contributi dei lavoratori che li pagano. Sì, quindi qui mettiamo in moto anche un'altra partita che è peraltro contenuta anche nelle missioni, cioè quella della riforma fiscale. Però anche qua, partendo da un dato, certamente noi chiediamo che ci sia una riforma onesta, che vuol dire una riforma fiscale dove si prelieva ognuno per le sue possibilità e le cose che ben sappiamo, così come chiediamo che l'assistenza venga divisa dalla previdenza all'INPS. Tra l'altro, per fortuna, se ne sono accorti moltissimi, anche se ancora nessuno riesce a far niente, ma è evidente che su una riforma fiscale di qualsiasi tipo funzionerà in che modo? Che tutti dopo paghino le tasse in proporzione a quello che hanno e a quello che fanno, perché altrimenti è inutile dire che si fa una riforma e dopo tanto chi non le ha mai pagate non le paga. Qui su questa cosa bisogna essere molto chiari, e anche su questo
Bisognerà che la gente, io ho dei dubbi su questo, ma spero di essere abbastanza, come dire, dubbioso solo perché sto invecchiando e sperare che in futuro invece le nuove generazioni capiscano. Qui non si tratta più di essere furbi. La pandemia anche qua dovrebbe averci insegnato che se tutti pagassero un po' le tasse, intanto sarebbero più basse, ma soprattutto se le pagassero tutti avremo i soldi per curarci, per costruire quello che ci serve, per stare tutti un po' meglio. Chiaro, come dice qualcuno, bisognerebbe pensarci, insomma, a queste cose, anche dal punto di vista, ripeto, culturale. Ecco, queste vostre considerazioni e valutazioni che avete fatto, tra l'altro con valutazioni economiche alla mano, perché ogni singola voce, ogni singolo capitolo delle 6 missioni ha un proprio budget, e non sono budget di poco conto, forse il più basso in assoluto sono i 18,5 miliardi per la salute, questo forse è il budget più basso destinato, hanno cioè voi avete intavolato un dialogo con il governo per capire che effettivamente ci sia un controllo di destinazione, avranno una progettualità concreta o sono degli auspici che voi fate e delle considerazioni che fate voi così alla luce di questi dati? Da quello che noi abbiamo capito, ovviamente nei tavoli nazionali dove i sindacati confederali unitariamente sono stati convocati, ci sono state, come dire, inizialmente delle spiegazioni molto veloci, ma oggi si sta entrando nel merito voce per voce, capitolo per capitolo. Le considerazioni che io molto semplicemente e molto parziali che ho fatto in questi minuti sono considerazioni che derivano da riflessioni molto ben profonde. Noi abbiamo avuto, come dire, specifiche a livello nazionale sugli interventi che si faranno, ma specifiche anche non dico ancora delle tempistiche, ma delle modalità anche di controllo e anche di chi seguirà queste partite, cioè persone preparatissime, certo. Si suppone, tecnici responsabili, cosiddetti commissari che saranno destinati a queste funzioni. So per sentito dire, ma per quello che leggiamo dai nostri documenti, che questa partita è in piena evoluzione. Tenga presente, lo diceva lei bene all'inizio, l'Europa, anche quella Europa burocratica e pignola che c'è e che ci qualche volta crea danni, perché è inutile negarlo, certo. È importante che ci sia per le risorse che ci dà, ma guardi, sono convinto, da quello che si sente e si vede, che questi controlleranno anche certo. L'euro fino all'ultimo già adesso il problema vero è che non si incaponiscano burocraticamente sull'ultimo euro. Per il resto è bene che controllino fino all'ultimo euro, sono soldi. Segretario, ha ragione. Assolutamente, io devo lasciarla perché purtroppo il tempo è volato, ma è stato molto interessante anche fare questo approfondimento. Ne faremo ancora e speriamo poi di tirare delle somme positive di tutto questo. Io la ringrazio del suo intervento, ricordo ai telespettatori, per tutte le informazioni, per i supporti eccetera, di rivolgersi alle sedi dell'FNP CISL che sono presenti in tutti i territori regionali a livello provinciale con i propri uffici, telefonando naturalmente, prenotando eventuali appuntamenti. Grazie ancora a voi di averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Grazie a lei e saluto tutti, grazie a tutti voi.